Il primo giorno di bambini per la scuola di Talmassons. Per tagliare il nastro d'accesso alla nuova struttura erano presenti tutte le autorità, l'assessore regionale alle infrastrutture Maria Grazia Santoro, l'assessore provinciale all'istruzione Beppino Govetto, l'assessore provinciale all'edilizia scolastica Carlo Teghil e il presidente del consiglio provinciale Fabrizio Pitton, oltre alle autorità religiose e i dirigenti scolastici che naturalmente con tutti i docenti erano pronti per avviare il nuovo anno scolastico. Ho chiesto al sindaco Piero Mauro Zanin di raccontarci come hanno realizzato questo miracolo in poco più di un anno. Siamo riusciti a inaugurare questo polo scolastico unico per Talmassons che unisce le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado, quindi scuole medie e scuole elementari. Abbiamo realizzato un intervento grazie a un contributo che ci è stato dato da parte del governo di circa 1 milione di euro a fondo perso. L'amministrazione comunale aveva già i progetti pronti, quindi siamo riusciti a partire grazie alla convergenza di tutti gli interessi, l'amministrazione attraverso anche il suo ufficio tecnico e tutti i dipendenti, con la scuola e le istituzioni scolastiche, i genitori e anche l'impresa. Siamo riusciti in questo grandissimo risultato di inaugurare oggi, all'inizio dell'anno scolastico, questa nuova struttura che è composta da 16 aule, 10 per le primarie e 6 per le medie. Ci sono poi 3 aule per attività complementari dove si possono svolgere tutte le attività che anche l'amministrazione sostiene, oltre a quelle curriculari che prevedono attività sportive nel volley e nel tennis, prevedono attività musicali insieme alla banda di Castions, prevedono attività teatrali coordinate dal maestro Sidotti, oltre anche attività di studio ambientale attraverso la redazione dell'orto e anche attività relative alla crescita dei nostri bambini. Quindi è una scuola che oltre il contenitore che oggi abbiamo consegnato ha anche un grande contenuto. Penso solo anche a tutta l'attività sull'educazione alimentare che viene fatta attraverso la missione merenda, dove vengono fornite dall'amministrazione comunale le merende ai ragazzi che sono realizzate da 2 nostri forni e dalla nostra latteria, quindi una merenda chilometri zero. Quindi un percorso educativo e formativo per creare la comunità del domani, gli adulti del domani, le famiglie del domani. E quindi noi oggi con grande soddisfazione abbiamo reso alla nostra comunità questo servizio che penso è importantissimo, visto che, come dicevo anche durante l'inaugurazione, lo diceva Nelson Mandela, è l'istruzione quella che può cambiare il mondo e noi ci auguriamo che questi bambini attraverso queste strutture lo possano fare. Ma a Talmassons c'è qualche stabilizzazione, alcuni precari sono diventati di ruolo, diciamo che anche la direzione didattica, l'istituto comprensivo ha investito molto anche in termini di nuovi insegnanti e quindi diciamo che c'è qualche buon riscontro, però devo dire che dal punto di vista poi oggettivo questa riforma a noi ha inciso poco, perché la nostra scuola era già una scuola fortemente strutturata e anche ben equipaggiata dal punto di vista dei docenti e della docenza, quindi non abbiamo sentito molto l'influsso, se c'è stato, però diciamo che comunque consegniamo una scuola di altissimo livello anche dal punto di vista del corpo docente. Per il Ponte News, Marco Mascioli.